opposizione è l'opposizione dei siciliani e anche dei meridionali, poi dipende dal governo, non è che purtroppo dipende da me, dipende dal governo europeo, dipende dalla Commissione, poi ora dal Parlamento che dovrà eventualmente ratificare questo trattato. Abbiamo voglia noi di arrampicarci sugli specchi, di fare i salti mortali. Quando si dovesse ratificare questo accordo tra Unione Europea e Marocco per la liberalizzazione, per la libera entrata di prodotti agricoli dal Marocco all'Europa e quindi anche all'Italia, ma a tutta l'Europa, non c'è dubbio che la concorrenza di quei prodotti rispetto ai nostri, visto che lì magari usano altri crittogamici mentre noi, grazie a Dio, non li usiamo perché le direttive europee non ce lo consentono, pagano la manodopera un decimo di quanto la paghiamo noi, i nostri prodotti sono spacciati e abbiamo voglia poi di bloccare la Serit piuttosto che fare il fotovoltaico, piuttosto che di vedere come abbassare il prezzo della benzina, altra grande porcheria, misfatto e scandalo che giorno per giorno purtroppo invece ci vediamo aumentare. O si blocca un trattato come questo e altri trattati di questo genere si rimettono in discussione, oppure inutile discutere, si condanna l'economia meridionale, quella siciliana, centinaia di migliaia di persone, perché abbiamo 200.000 aziende che producono in agricoltura alla fame. L'Europa non può far finta di niente, da un canto ci impone i tagli per restare dentro i parametri, perché lo spread è compagnia bella, affama popoli, per carità, che avranno pure i loro torti, non lo so, gli operai o i dipendenti greci, quali misfatti abbiano compiuto, e poi semplicemente con un trattato di questo genere, dopo che si sono fatti i tagli, ci sarà la fame alla quale veniamo condannati. Se di una drammatica realtà come questa non ci si rende conto, abbiamo voglia di forconi, proteste, dimissioni o quant'altro, francamente non ce la possiamo fare. Ecco perché ho lanciato questa cosa che mi è stata segnalata. Mi auguro che i nostri parlamentari europei, tutti quelli italiani, si facciano carico di questo problema, blocchino questo trattato, si intervenga attraverso i gruppi parlamentari dei grandi partiti, perché francamente io scriverò a Monti, scrivo ai deputati, eccetera, speriamo di essere in tempo, perché mi è stato segnalato ieri che in caso francamente non avremmo che piangerci addosso o disperarci.